Salutiamo picciotti! Ho voluto fare questa riunione con tutti voi perché vi devo fare una domanda. Voglio vedere da tutti sti testi che hai qua accanto a mia che tu capito non ce ne vedo. Voglio vedere se avete ce ne vedo o avete di caniglia. Intanto tu e tu da oggi in poi siete la mia guardia del corpo, specialmente quando vai da coppa. Non incominciamo ad alzare la mano. Prima impariamo e quando finisco di parlare vi do la parola di poter parlare. Ritornando al discorso di prima, vorrei fare una domanda ed esigo avere una risposta. Entro domani sera a quest'ora esigo una risposta da tutti voi, perché mi rendere conto a cui hai accanto a me. Questa è la mia domanda. Bianca è la montagna, Niure è la semenza, e lo masso che la fa sempre ci pensa. Cominciate a fare funzionare tutti questi testi che ci sono caduti. Che cos'è? La risposta la voglio ora. Non incominciamo ad alzare la mano, vedi che tu si basta seduto e ancora ti insegnare l'educazione quando si davanti impariamo con un mafioso. Ritornando al discorso, domani sera a quest'ora voglio una risposta da voi di quello che io vi ho detto poc'anzi. Voi che andate a scuole, voi che vi siete diplomati, o diventavo sindaco, o diventavo assessore, o diventavo filosofo. Quando uscite dall'università, la prima cosa che facete è mettere la corona in testa. Ricordatevi che io impariamo come mafioso, sogno io, la corona alla vostra testa. Figliolo, guardate all'occhio perché non stai scherzando. I cose qua sono serie. A buona muzza mi nasce, mi faceva l'acqua con l'auro per digerire. E voi altri vi mettete l'auro in testa quando vi facete la luna perché vi siete laureati. Mia madre mi faceva un bello pesce stoccagliotta. Poi mi mangiava dei cagliozzi sosizza, 4 spidi bracioli. E poi un coccialino come una inferno in da panza. Statemi a sentire picciotti, non dobbiamo perdere le origini. Voi siete messinesi, ma soprattutto siete cammaroti e non dobbiamo perdere le nostre tradizioni, sia chi di messinesi che cammaroti. Ricordatevi che a Camaro una volta andati ben c'era una tradizione che la domenica stavi a fare a parte un tozzuco
maccaroni, che pur cornici insieme a maccaroni ci mettiamo i belli scotci di poco e da pasta veniva cuce come Omero. Quelle belle tradizioni del Santo San Giacomo che in muttature con grande sforzo e fede ubicavano due paesi di Cammari e lo scendevano al Duomo. Questo è il rispetto per San Giacomo. E quando un pariapo un mafioso passava in certi paesi di Cammari, i cristiani si giungono e salutavano una coppola. La prima parola che si diceva era baciamo le mani, un pariapo. Io sottoscritto con grande rispetto ci rispondeva baciamo le mani. E c'era pure come diceva se benedica un pariapo e io sempre con rispetto ci diceva benedetto e santo. Figliolo, voglio mi sentire di aprire i ricchi perché poi forse vi interrogo di quello che io adesso vi sto dicendo. Ritornando al discorso delle tradizioni nella nostra città Messina, o 15 agosto a Beggiavara, poi abbiamo la leggenda di Madre Grifoni. A proposito della leggenda di Madre Grifoni, esigo che stava all'uare due parere da dire che quando non chiamano i giganti in tuo paese di Cammari a pigliare la scala e a lavare i padri. Questo non va detto più perché i giovani d'oggi che crescono queste cose non le devono sapere. Poi festeggiamo la Madonna della Lettera, la grande festa alla nostra patrona. O della Lettera, Maci e Regina, salva Messina, salva Messina. Messina, che quando si siede in questa bella città, la prima cosa che si vedeva, Picciotto era buttato bene queste cose. Messina, città d'Europa. Oggi Messina, città di baracchi. Questa baraccopoli nella nostra città deve scomparire ed esigo che venga fatta al più presto questa situazione, perché Messina deve essere il fiore all'occhiello di questa terra, deve essere la porta centrale di questa terra. Penso di avervi detto tutto. Ora, carissimi amici, carissimi picciotti, vi voglio fare una promessa. Se voi computate come avete a computare, impariamo come potete per far fare una bella schedicchiata. Andiamo ai canzirri e ne facciamo una bella papata da cozze. Dimmi. Perfetto. Un picciotto dice che porto vino. Ti raccomando, vedi che va a essere vino di chi giù. Battiato. Ne mangiamo una bella papata di cozze, 4 fette di pesce spada, un po' di ricciola. Magari dopo, che saccio, ci mettiamo una bella cassata siciliana, magari una cassata di chita messinissima, 4 belle cannole carrocotta, un mosto di vignolata, 4 insulti, 4 paparelle e magari ci mettiamo un dolce di chito particolare che a Messina si mangiava io da maculata, a una potaggiata. Basta picciotti. Statemi a sentire. Ritornando al discorso di prima, entro domani sera a quest'ora c'è un'altra riunione con tutti voi. Specialmente con chi che sono la mia guardia del corpo, che non mi hanno lasciato mai un minuto solo. Esigo
che mi viene data questa risposta di quello che vi ho detto all'inizio, la domanda che vi ho fatto all'inizio. Basta, guarda, hai tanto cose sprecare e me ne andare. Vi raccomando. Baciamo le mani, picciotti. Baciamo le mani, pariamo. Sta bene lì?